ci spiega un po' questo tipo di evento, raggruppamento dedicato al settore giovanile femminile. Ci sono delle partite che si giocano a 7, altre che si giocano a 15, un po' come questa idea. Allora, secondo le direttive della Federazione Italiana Rugby, quest'anno nel settore juniores, quindi under 14, under 16 e 18, le tipologie di gioco saranno il 7 olimpico e saranno rugby a 13 per le under 14 e rugby a 15 per le under 16 e under 18. Oggi qua a Treviso La Ghirada è la prima tappa di quest'anno di rugby a 15 categoria under 16 e under 18. Logicamente per poter fare una tappa di questo tipo qua coinvolgiamo tutti i club della regione e anche del Friuli Venezia Giulia e andiamo a creare delle squadre che possono cimentarsi in questa nuova tipologia di rugby a 15 che non è nuova, diciamo, quantomeno nell'ambito maschile, ma nell'ambito femminile sicuramente una delle novità che da qualche anno stiamo cercando di implementare per portarle poi un domani a giocare con le signores femminili. Contemporaneamente a Sona, Verona, si sta sviluppando una giornata di rugby a 13, under 14, che coinvolge anche oltre che il Friuli Venezia Giulia, anche le regioni dell'Emilia Romagna e della Lombardia. Quindi diciamo che si cerca geograficamente di riunire più società del territorio in modo tale, con diverse tappe a livello territoriale nazionale, di coinvolgere tutte le società che gestiscono un settore juniores femminile. Assolutamente, questa è proprio l'idea e naturalmente stanno nascendo tantissime collaborazioni tra le società e quest'anno abbiamo anche, grazie alla nuova circolare informativa che è uscita con la progettualità tutoraggio che è stata passata anche nelle categorie juniores femminili, abbiamo la possibilità del tutoraggio e quindi di poter far lavorare più società insieme, soprattutto per chi ha società nel proprio territorio abbastanza vicine, che diventa anche meno oneroso per le famiglie ma anche per gli atleti doversi spostare ogni volta e fare chilometri, quando invece hanno la possibilità di lavorare insieme, e questo ti porta anche a creare squadre che poi la domenica possono giocare finalmente insieme, quindi il lavoro anche della settimana poi lo vedi anche la domenica durante le partite. Ecco, in questa tappa mi pare di aver capito che erano circa 16 i club coinvolti in totale. Ci sono state 2 squadre per quanto riguarda l'Under 18, giusto? Mentre per quanto riguarda l'Under 16 3. Siamo riusciti a fare 3 squadre, esatto. Ecco. Suddivise dal punto di vista territoriale, quindi anche di vicinorietà, ma allo stesso tempo poi bisogna calcolare anche i numeri che si hanno a disposizione e soprattutto quando si gioca a 15 anche magari inizialmente un discorso anche di ruoli per rendere questa pratica un attimino più semplice per le ragazze. E comunque i numeri di oggi sono decisamente alti, perché abbiamo avuto comunque 70 ragazzi in under 16 e 46 ragazzi in under 18 e a Sona Verona oggi siamo quasi a 160 ragazze, compresa anche l'Emilia e la Lombardia, che sono venute giù con 2 squadre e con una squadra. Ecco, per quanto concerne, diciamo così, chi segue poi queste ragazze dal punto di vista tecnico, cioè che sono gli allenatori che hanno preso in mano, abbiamo visto per esempio con raggruppate con la maglia della Benetton Furlan che è del Villorba, che segue il settore giovanile del Villorba. Allora, noi cerchiamo sempre di mettere all'interno delle squadre quantomeno 2 allenatori, ok? In modo tale, oggi per esempio nell'Under 18 la collaborazione era tra Benetton e Villorba e quindi c'era la Manuela Furlan e Giacomo Isotta della Benetton, che sono tra virgolette i cosiddetti allenatori che portano avanti la squadra durante la tappa. Stessa cosa nell'Under 18 dell'Amaranto, che quindi era il Valsugana con le Rebels e con le FVG, anche lì i 2 tecnici, Stefano Cipriani delle Rebels di Vicenza insieme con Sandro Fortunato, che è responsabile femminile dell'FVG. Quindi ogni squadra cerchiamo sempre di farla seguire da 1/2 allenatori, in modo tale che abbiano comunque dei punti di riferimento, tenendo conto che poi loro si ritrovano domenicalmente a giocare, quindi non è neanche semplice. Però devo essere sincero che rispetto già alla prima tappa dell'anno scorso, stesso periodo, ci sono stati dei passi in avanti notevoli.
notevoli. Certo, sicuramente insomma alla fine quelle che vengono create sono delle mini franchigie, no? Così come succede con Benetton, che si è creata la franchigia che poi giocano con le squadre spagnole per quanto riguarda il settore seniores, diciamo che territorialmente si creano delle mini franchigie a livello regionale, interregionale. Questo Esatto, è lo scopo. Esatto. La cosa importante è che comunque creare queste mini franchigie, o comunque questi, come adesso si dà la possibilità e il regolamento di creare dei tutoraggi, è fondamentale però mantenere la propria identità di squadra. Ossia, se creiamo un tutoraggio dove abbiamo all'interno 4 squadre, faccio un esempio, con la squadra A che tutora la B, la C e la D, la cosa importante è che la B, la C e la D rimangono comunque tesserate nel proprio club, ok? Perché l'obiettivo è quello di far crescere i piccoli club in modo tale che un domani abbiamo un fiorire di giocatrici e di giocatori, insomma, perché questa cosa qua è ormai radicata anche tra i maschietti. Prima tappa a Villorba, giusto, è stata, e lì si è giocato a 7. Seconda tappa qui in Aghirada, la prossima? La prossima tappa è il 10 di novembre in costruzione, sicuramente ci saranno più sedi perché si inizierà a giocare al Seven Olimpico e ben sai che nel Seven Olimpico bisogna avere il campo grande, okay? E quindi dobbiamo trovare strutture che ci possano ospitare per una giornata, non dico intera, ma quantomeno un bel impegno di 2 o 3 ore, e quindi suddivideremo sicuramente Under 14, Under 16, e l'Under 18 invece giocherà molto probabilmente a Vicenza alle Rebels, perché comunque in Under 18 abbiamo 4 squadre 7 che sono Benetton, Valsugana, Villorba e Rebels stesse, e quindi là riusciamo ad andare via, diciamo, più tranquilli. Nelle Under 16 e nelle 14, essendoci dei numeri elevati anche di squadre, dobbiamo suddividere perché logicamente hanno anche un tempo di gioco che deve essere rispettato, quindi devi cercare le sedi adeguate per poterle fare giocare. Ecco, a proposito di tempi, mi pare di aver capito le Under 16 hanno giocato 35 minuti, tempo unico, diciamo. Le Under 18 le Under 16 hanno giocato Under 16, hanno giocato 35 minuti tempo unico, però sono riusciti a fare 2 partite per ogni squadra, Esatto. Quindi 70 minuti massimo. Esatto. Under 18 invece, avendo 2 squadre, abbiamo fatto una partita da 35 minuti per tempo con la pausa, e anche loro quindi 70 minuti, che rispecchia praticamente il regolamento maschile. Esatto, quello insomma anche delle partite internazionali, che permette insomma di poter anche sentire il minutaggio, perché è quello poi anche una questione di sopportazione della fatica. Negli ultimi 15 minuti della partita Under 18 si è visto logicamente che le ragazze erano già in campo, non erano abituate da 40-42 minuti, anche perché col campo grande. Il campo grande sì, che anche se giochi a 15 ma le senti la differenza, però questa è tutta un'esperienza e naturalmente è uno stimolo per poter lavorare sempre di più anche sul minutaggio.